Mamma mia! Questo è un pane che si mantiene morbido per tanti giorni, proprio come quello che facevano le nonne. Basta mangiarne un pezzetto una volta, ci si innamora per tutta la vita. Beh, mi è venuta voglia di fare un buon pane in casa, simile al famoso pane nero di Castelvetrano. Perché dico simile? Perché gli ingredienti sono quelli ad eccezione di uno, la pasta madre, che si utilizza per fare il vero pane di Castelvetrano e che però io non ho. Quindi la sostituisco con il lievito di birra fresco. Per realizzare il pane nero si utilizza un mix di farine. Parliamo di grani duri siciliani in una percentuale di 80 o 70% di grani duri come può essere il Rossello o il Perciasacchi e un 20 o 30% di tumminia, un grano antico siciliano meraviglioso, ed è proprio la tumminia a darci quel colore scuro che caratterizza questo pane, ma soprattutto ci dà quel sapore molto più accentuato, più autentico e quel profumo che ci rimanda a delle note tostate davvero autentiche e uniche. Nel mio mix di farine metto da subito il lievito di birra fresco. Ovviamente nel pane tipico di Castelvetrano si utilizza la pasta madre. Lo comincio a sciogliere. Sto utilizzando acqua un po' fresca, nel senso che l'ho tenuta in frigo giusto mezz'oretta, un'oretta, va bene anche a temperatura ambiente. In questo caso vi sconsiglio, come magari faccio di solito, di usare acqua calda o tiepida. Iniziamo a creare una massa. Cerchiamo solamente un po' di legare la farina. Quello che realizziamo è un impasto veramente molto facile, non ci farà stancare, ve lo prometto. Eseguiamo un procedimento che possiamo dire per principianti. Possiamo mettere tutta l'acqua e per il momento il nostro compito è raccogliere tutta la farina, lasciando comunque l'impasto grezzo. Adesso lo lasciamo riposare. Ecco, solitamente l'autolisi dura da 30 a 60 minuti, ma questo quando non si aggiunge il lievito. Questa volta il lievito l'abbiamo messo subito, quindi facciamo un'autolisi molto più veloce, più breve, di appena 10 o 15 minuti. Tuttavia è il tempo necessario alla farina di reidratarsi, assorbire bene l'acqua e cominciare a sviluppare una certa struttura, il che ci renderà il lavoro successivo molto più facile e anche più corto. Bene, sono passati 10 minuti. Possiamo procedere aggiungendo il sale. Aggiungo giusto un goccino di acqua per aiutarci a scioglierlo e iniziamo ad incorporarlo. Non c'è bisogno di impastare chissà quanto, facciamo piuttosto movimenti ordinati. Vedete? Prendo la pasta e la porto verso il centro, ruotando man mano la ciotola. Facciamo incorporare il sale, ma facciamo anche un'altra cosa, ovvero agevoliamo la maglia glutinica che piano piano si va formando. Vedete come ha già cambiato aspetto, è molto più uniforme, ma comunque ancora non omogeneo. Facciamo riposare 2 minutini. Adesso un velo di farina sul piano di lavoro, allarghiamo l'impasto. Vedete, non è ancora liscio, è sgranato, ma noi adesso facciamo 2 giri di pieghe che serviranno a dargli struttura. Prendiamo questo lato e lo portiamo dall'altra parte, superando di un po' la metà. Prendiamo l'altro lato e lo portiamo sopra a chiudere. Facciamo la stessa cosa da questa parte, quindi portiamo più o meno a metà, superandola, e poi ripieghiamo sopra. In questo modo diamo struttura, lo rendiamo più forte, incorporiamo aria. Copriamo e facciamo riposare ancora 2 minutini. Facciamo una pirlatura portando la pasta verso il centro e questo è il risultato. Guardate com'è cambiato. Ecco, pirliamo
e abbiamo già una palla omogenea e liscia. Inizia il primo riposo effettivo, quindi la prima lievitazione. La spostiamo all'interno del forno spento, così lo lasciamo al riparo da correnti con un leggero tepore. Copriamo sempre con la pellicola o con un panno perché la superficie non deve seccare. La prima lievitazione terminerà quando avremo raggiunto il doppio del volume. Siamo nel bel mezzo della prima lievitazione in ciotola. Ora, anziché dimenticarci dell'impasto e aspettare semplicemente che raddoppi di volume, c'è una cosa importante che possiamo fare, ovvero delle pieghe di rinforzo. Solitamente ne potrebbero bastare 2, a distanza di 45 minuti o un'oretta. È giusto passata un'ora, quindi sporco di nuovo con un velo di farina il mio piano di lavoro. Ovviamente dopo un'ora vediamo quanto si è già rilassata, pigiamo con i polpastrelli e andiamo a fare di nuovo appunto le pieghe di rinforzo. Portiamo al centro, chiudiamo portando sopra anche questo lembo e facciamo la stessa cosa anche da questa parte. Prima al centro e poi anche l'altra metà sopra l'altra. Ecco qua, rimettiamo in ciotola, copriamo e riportiamo in forno per continuare la lievitazione. Fra 3/4 d'ora ripeterò la stessa cosa e poi aspetterò appunto il raddoppio. La prima lievitazione si è conclusa, abbiamo fatto 3 ore di riposo, questo è il risultato. Ora procediamo dandogli una bella forma. Adesso dobbiamo essere delicati perché non dobbiamo far scappare l'aria. Portiamo i lembi verso il centro. Pirliamo, quindi vedete con le mani a V andiamo a formare una palla tonda, liscia, con la superficie tesa. Facciamo riposare un minutino e prepariamo quello che ci serve, perché oltre a dare la forma dobbiamo aggiungere i nostri semi di sesamo, una presenza caratteristica del pane nero di Castelvetrano. Questi sono già tostati, per questo hanno un bel colore. Ne metto un po' su un vassoio. Prepariamo anche la forma, ovvero un cestino da lievitazione. È davvero molto utile. Lo possiamo usare rotondo, tra l'altro il pane nero spesso ha proprio una bella forma rotonda. Metto un po' di farina, distribuendola bene. Non ci resta che dare la classica forma a filoncino. Con i polpastrelli e molto delicatamente appiattiamo un pochino il nostro impasto. Prendiamo un lembo e lo portiamo oltre la metà. Prendiamo l'altro lembo e lo giriamo sopra. Ora prendiamo i lati e li portiamo verso il basso formando dei triangoli. Prendiamo anche questo lato e formiamo un triangolo. E ora lo arrotoliamo su se stesso. Con le mani bagnate inumidisco la superficie. Passiamo il nostro filoncino sui semi di sesamo e adesso lo trasferiamo sul cestino da lievitazione. I semi di sesamo andranno a contatto con il cestino sotto, perché in questo modo con la seconda lievitazione rimarranno ben intrappolati nella pasta. Ora il nostro pane nero è pronto per la seconda lievitazione, quindi copriamo e portiamo di nuovo nel forno spento. Vediamo cosa è successo dopo un altro riposo, la seconda lievitazione da 2 ore. Siamo pronti per infornare. Allora, il forno è quasi a temperatura, deve essere ben caldo, in modalità statica, perché altrimenti la ventola asciuga troppo la crosta. Io ho preparato anche la teglia con carta forno, non resta che capovolgere. Ho voluto fare un mega filone grandissimo. Voi ovviamente con queste stesse dosi, quindi 1 chilo di farina iniziale,
potete dividere l'impasto e ottenere anche pagnotte più piccole. E finalmente abbiamo terminato la cottura, l'ho lasciato anche raffreddare un paio di ore perché se lo tagliamo quando è caldo il rischio è di schiacciare troppo la mollica e ammassarla. Io, come ripeto, ho davvero esagerato, ho fatto un mega filone che pesa ben oltre 1 chilo. Per essere sicuri di cuocerlo perfettamente, io vi consiglio, se impastate 1 chilo di farina come me, di dividere poi l'impasto in 2 parti. All'inizio vi ho detto, cerco di fare il pane di Castelvetrano, simile, perché non può essere uguale? Beh, perché la tradizione del pane nero è che venga cotto nel forno a legna, ancora oggi, possibilmente un forno portato ad alta temperatura con legna di ulivo. Io ovviamente sono sprovvista di forno a legna e allora vi ho voluto mostrare un metodo davvero casalingo al 100%, utilizzando il lievito di birra fresco al posto della pasta madre che non tutti magari hanno. Notate sulla superficie questo piccolo foro perché alla fine della cottura, dopo circa un'ora, con il termometro da cucina sono andata a verificare la temperatura al centro del pane. Questo è un modo per essere più o meno certi che la cottura sia andata a buon fine e che possiamo spegnere. La temperatura al centro deve essere di circa 94 o 98 gradi. Quella è una temperatura ideale, ci dice che il nostro pane è ben cotto. Al termine della cottura non lo tiriamo subito fuori, ma lo lasciamo ancora 10 o 15 minuti col forno spento e il portellone socchiuso, così da far uscire gradatamente il vapore. Mamma mia! Tagliandolo si sente tutto il buon profumo di questo pane autentico, buonissimo, 100% siciliano. Che meraviglia! Oltre alla crosta scura che ci dice che è un pane cosiddetto nero con l'utilizzo della tumminia, un'altra caratteristica è questa mollica bella compatta, umida e morbida, ma anche gustosissima e profumata. Una mollica bella piena, importante, deve essere proprio così con le farine che abbiamo utilizzato. E chi l'avrebbe mai detto? Devo dire la verità, avendo fatto un filone grandissimo, temevo tanto, avevo paura di non essere riuscita a cuocerlo perfettamente. Invece avete visto, con delle piccole accortezze e anche con passaggi tutto sommato molto semplici, siamo riusciti ad ottenere il nostro bel pane. Con questo ci mangiamo davvero tanti giorni, anche perché ogni fetta è tutta sostanza, però attenzione, è anche digeribile, perché queste farine sono davvero eccezionali. Questo è il pane che vale la pena mangiare. E adesso mi è venuta una voglia, perché sapete, quando si sforna il pane a casa, in Sicilia è d'obbligo mangiarne un pezzo cunzato, quindi condito, come facciamo noi di solito, con tanto buon olio casereccio, anche quello, olio di oliva prodotto da noi, origano, un pizzico di sale, magari dei pomodorini freschi e perché no, delle alici sott'olio, delle olive, insomma, tutto ciò che parla dei nostri sapori e della nostra tradizione. A presto con un nuovo video e un abbraccio a tutti!